Siamo pronti per lo starting six con Cristina. La prima gioia del 2021 è della Igor Gorgonzola Novara che sbanca 3-1 Cremona. L'ottava vittoria consecutiva piemontese arriva in coda ad un match che Casalmaggiore prova a portare al tie break dopo un secondo set scioccante, chiuso 12-25. Un dominio rimesso in discussione dalle rose e risoltosi solo ai vantaggi nel quarto parziale. Scelte obbligate in avvio per coach Parisi che aspetta ancora buone nuove dal mercato. Rinuncia forzata per Lavarini che deve fare ancora a meno di Washington. VBC e Igor ricominciano così da dove avevano lasciato nel 2020 e il braccio di Smarsek, 24 punti finali per lei, inizia presto a scaldarsi. Freddino invece l'impatto di Montibeller che ingranerà solo nel terzo set. Dopo un sostanziale equilibrio, il primo parziale ha uno scossone sul 19-19, break 6-0 novarese e tanti saluti alla E+, che nel secondo set sparisce dal Taraflex. Una ripresa senza storia che sembra condurre ad un successo facile per Novara. Nel terzo set però Casalmaggiore scopre che il servizio di Cosareva può far danni, che Montibeller aveva solo bisogno di assistenze migliori per tornare ad incidere e dopo il 25-22 che riapre la contesa, le rosa possono sperare. Il finale del quarto periodo è per cuori forti. Herboz e Bosetti confermano di essere le migliori bande del campionato e le igorine si prendono i 3 punti ai vantaggi. A Casalmaggiore il rammarico di aver ceduto sul più bello dopo aver assaporato almeno un punticino.